Voglio, se volete ricevere una notifica ogni volta che carico un video, a fianco al tasto iscriviti c'è sta la campanella, facite inviami tutte le notifiche di questo canale e facite salva. Grazie assai. Nell'episodio precedente, il mondo è andato fuori di testa e sono sempre i bambini a pagare. Rendiamo gli umani buoni attraverso il terrore, togliendogli quello a cui tengono di più. Quando ti sono passato accanto potevo sentire il tuo cuore, allora vengo a prenderti adesso. Stai vicino? Sono quasi sopra di te. Siamo arrivati al termine, guagliù, al termine di tutte cose. Sta storia stava a fornire, guagliù. La cosa comincia così. Papà, sono io. Chloe ha contattato padre. Sono alla caffetteria, puntine, alla stazione ferroviaria. È affollato qui, è sicuro. Risciupato bene, va bene. Ho chiuso quella cosa nel seminterrato. Devo trovare un poliziotto. C'è praticamente sta quella cosa brutta trovata a Chloe e Chloe è giusto seminterrato. E dirgli cosa sta succedendo. No, non farlo. Perché no? Sarò lì tra poco, fidati di me. Oh, tu ci cagato cazzo, fidati di me, fidati di me. Ma mi piace, fatto su bene di sta guaglione, non ci cago cazzo. Più lo dici, puntine, e meno mi fido di te. Ecco, e mi ha ragione Chloe. Per favore, non fare così. Che cosa dovrei fare? Buchi. Sedermi qui a guardare la CNN finché non arrivi. CNN crea anche un telefonino. È un giornalista. CNN. Sedermi qui a guardare che la CNN finché non arrivi? Sì, rimani al bar. Va bene. Prometto di spiegarti tutto non appena sarò con te. Mamma mia, come misterioso sto papà. Sarà meglio. E perché la mamma non mi risponde? Non ne ho idea. Ti ho detto che non voleva vedermi. Avresti potuto dirmi che stavi andando là. Grande cornuta. Avrei dovuto, sì. Aspetta, resta in linea. Tutto bene? Sì, ma... puntine. Il nostro condominio in città... puntine, ne parlano al notiziario. Cosa? È successo qualcosa? Chloe, devi uscire fuori. Come, guarda sì. Aspettami al binario. Mi hai detto di restare dentro, è normale. Chloe, chi si sta smendo, chi si sta sputando piano per culo, tu di che? Ho sbagliato, come fai a sbagliare? Prima ci sta dentro, poi ci esce fuori. Tu non stai scemando, fra. Oddio. Che cosa hai fatto, papà? Che ha combinato ma questo? Che vuoi dire? Oddio. Come hai potuto? E che spacci muovo parliamo, stiamo mettendo all'ansia. Come ho potuto cosa? Hai ucciso la mamma. Cosa? Ucciso chi? Voglio che si è fatto vero, mamma mi sto scemendo, voglio. Stanno dicendo che la mamma è morta. Chi lo dice? Comunista. Dio, per favore, fa che non sia vero. Sono sicuro che si tratti di un errore, Chloe. Oh, mi credo la sua stronza. Ma non lo è, vero? Sei andato via da qui di soppiatto per vederla. E ora è morta. Certo che se non mi porta seccio, babbo. Non può essere una coincidenza. Calmati, dice padre. Non ho fatto niente. Sì, ti credo. Lo giuro, sì. Giuro pure in culo. Tu menti. L'osservatore l'aveva detto. Ma no, chissà che succede, sono ansioso. Il cosa?
Non fare il finto tonto, stronzo. Tu sai che cos'è. Lo avevi già incontrato prima. Sapevi che era in casa. Lo so che tu sai che cos'è. Le sue parole sono veleno, Chloe. Ti avevo detto di non parlarci. Hai ucciso anche la tua prima moglie. È per quello che ha preso mia sorella. Per proteggerla da te. O hai ucciso anche lei. L'amavo. Come amo te, il suo padre. Avevi detto di amare la mamma. E guarda cosa le è successo. Questo è pazzesco. Sono a 10 minuti da te che spaccimi sopra, ma non spaccimi sui caffoni, ne spaccimi che da morto sei giunto. Rimani seduta e non parlare con nessuno. Non sarò qui. Dove vai? A fare una camminata a Mazzolina, scendo un po' io, mangiami. A casa, come vai a casa? A cercare l'osservatore, a cercare l'osservatore tuatissimo, va, madonna mia. E mia sorella? Ah, l'osservatore e mia sorella va a cercare. Chloe, no! Non puoi fidarti di lui. Non posso fidarmi di te. Religione brutta. Non ha senso. No, non ha preso la tua sorella per proteggerla da me. Cagetta. Non ha preso tua sorella per proteggerla da me. L'ha presa per punirmi. Allora sapevo sto chi t'ha stramuerto. Che bisogno c'era? Non ce n'era. Ti ho già detto che questa cosa mente. Divertente. Ha detto la stessa cosa di te. Chloe, sono quasi lì. E ci può dire chi? Troppo tardi. Me ne sono già andata. Chloe ritorna dall'osservatore a casa. E questa è la loro conversazione. Benvenuto a casa, Chloe. Dove sei? Sono qui, da qualche parte. Ti sto guardando. Come sei fuggito da seminterrato. Attraverso la porta. Proprio come te. L'avevo chiusa a chiave. Ne sei sicura? Affermativo. Allora è un mistero. Molto divertente. Hai fatto una bella chiacchierata con papà alla stazione. Come lo sai? È quello che faccio, ricordi? Come potrei dimenticare, Hyde Chloe? Fa del tuo meglio perché non succeda. Non posso fidarmi di mio padre, vero? Non è quello che finge di essere. Ha ucciso mia sorella? No, tua sorella è viva. Ta 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 ta, voglio quasi volevo, ta ta ta, voglio, ta 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 ta. E sta bene? Beh, è viva. Lo giuri? No, se posso evitarlo. Ma non ti ho mai mentito fino ad ora, no? Non credo che lo saprei se l'avessi fatto. No, probabilmente no. Perché non andare nella tua stanza, Chloe? E che te fanno nella stanza sua questo? Così puoi prendermi? Direi di no. Quello che mio padre ha fatto mi disgusta. Ma non ti permetterò di prendermi, solo per punirlo. Pensi di avere scelta? Ovviamente Chloe no, fa niente, avendo la stanzetta, fatta già per fatto stupire palato, che buffo. Ti ho fregato una volta, puntino puntino, posso farlo di nuovo. Ho più di 3.000 anni, Chloe. Sei abbastanza vecchiarella, però, su cose bieci. Pensi davvero di potermi ingannare? Ti ho già ingannato. Davvero? O magari c'è qualcosa che volevo farti vedere in quel bar. Non avresti potuto sapere. Se lo dici tu, allora dimmi. Se sei così intelligente, puntino, 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 perché non mi hai presa? Moriscia, ne? È buffo, è buffo. Buffo tu sei chiaro, tale padre, tale figlio, non è vero? Che cosa significa? Significa che stai facendo la stessa supposizione sbagliata che fece tuo padre. Quale supposizione? Che io sia qui per portarti via.
ti farò una promessa. Non ti prenderò, Chloe. E che cazzo vuoi trovare? Non se vai nella tua stanza e lasci che tuo padre paghi il suo debito. Davvero non sei qui per me? È quello che continuo a dire. Papà ha detto che non è stato lui. Pensi che questo riporterà indietro la tua madre? No. Allora fa come dico. Chloe, scusa, vai, padre comunque una chiave, che buono mi dà il pure tu e te ne vai in cosa. Vado, bravo Chloe. Ma se il tuo scopo non è prendere me, allora perché sei qui? Questa volta tuo padre pagherà con la stessa moneta per la sua piccola imprudenza. Questa volta pagherà con la sua vita. Ta 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 ta. E io sono qui per vederlo succedere. Mio Dio, ma che stai dicendo? Dove sei ora, Chloe? Nella mia stanza. Ma penso che tu lo sappia. Sì. Guarda fuori dalla tua finestra. Ti vedo di sotto. Sì, sono qui. Intrappolato dal mio sguardo. Ed eccoci qui, di nuovo all'inizio. E niente è cambiato. Non è così. Di fatto, tutto è cambiato. Da cosa lo capisci? Non siamo soli adesso. Paparino è a casa. Lo so. Mi sto sentendo male, giù. Papà, sto cagando sotto. Lo sento chiamarmi. Pensa che tu sia nel seminterrato. Bene, è al sicuro là sotto. Finché tu sei là fuori. Ti importa che sia sicuro? Sì, anche se lo odio. E lo biasimo per tutto questo. Non ti permetterò di ucciderlo. Un'altra supposizione falsa. Ma quale? Quale, maestro? Che io sia un assassino. Scusa, ma che cazzo sia? E mo pigliami, mo fai vedere che cazzo vuoi trovare? C'è cagato cazzo sta paura qua giù. Hai detto che sei qui per vederlo morire. Infatti. E io sono qui per vedere che non succede. E come farai? Così, guardando te. Tenendoti lì. Finché non arriva la polizia. Questa volta ho chiamato io stessa. Lo so, li sento. Le sirene sono vicine adesso, sovrastando le urla di tuo padre, che riecheggiano dal seminterrato, mentre viene fatto a pezzi. Gesù Cristo mio. Cosa? Ovviamente ti avevo detto che non siamo più soli. Cosa c'è giù con lui? Un assassino. Ovviamente. E in questa favola, puntini, un assassino può solo uccidere un altro assassino. Quindi a chi ha ucciso la moglie? Allora se Paparino era innocente per davvero, tu sai che non lo è. Allora tu sai che cosa fanno gli assassini. Per favore no, dice Chloe. È fatta Chloe. Cioè no che sta fatta quello che si è fatta la canna, è fatta accisa. Non tornerà più ad uccidere. Dio per favore no, lo stai chiedendo al tipo sbagliato. Tuo padre è andato e ora sono solo al mondo. Ma a te importa? Certo che no, perché pur con tutta la tua messa in scena sull'onestà e sul salvare il mondo, non sei altro che una follia, con la maschera di bruttezza e crudeltà, un guardone, incapace di fare qualsiasi cosa da solo. Non ho mai affermato di essere altro. Allora dimmi, se tu non hai preso mia sorella, cosa lo ha fatto? Preferirei non dirlo. Oini, e stiamo alla fine, che stia a quinta puntata, mo cacchio da mo. Dici che la chiari sarà così fornima. Ho risposto al tuo indovinello, prima. Ora tu rispondi a me. Che cosa l'ha prese? Tanti anni fa, l'ha prese.
cosa l'ha preso tanti anni fa? Un rapitore? Ovviamente. Un cosa? Gli osservatori osservano, i rapitori rapiscono. Basta solo un armadio lasciato aperto, solo una fessura, cioè la fessimamata, un piede che sporge dal bordo del letto, di notte, o un padre che chiude la sua bambina in una stanza per proteggerla da se stesso. E puff. E i puffi sanno che è un tesoro. No, scusa. La bambina è andata. Andata dove? Mi spiace dirlo, ma non posso dirlo. E non posso restare. Non abbiamo più tempo, Chloe. Tu non vai da nessuna parte. Invece sì. Ho del lavoro da fare. Del faticoso, Cristiano. Chloe, fa bravo a Giulia, non fa sempre la solita. Altri nomi, altri debiti da saldare. Il mondo vedrà molti più di noi molto presto. Non ti lascerò andare. E come pensi di fermarmi? Non puoi muoverti se qualcuno ti sta guardando. È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Quindi tu vada a buffare di palla a questo. Cosa? Non ci crederai davvero? L'hai detto tu sta cosa? No, tu mi hai detto che non puoi. Mi hai mentito. Non è vero. È vero, non mi sta scemando pure, mi mettete d'accordo. Ora mi devi un desiderio e io rivolgo indietro mia sorella. Non così avventata, Chloe. Ho detto quella bugia a tuo padre 15 anni fa. Quando me la ricordo ancora. Non dovrebbe avere importanza, ma ne ha. Quello che conta ora è che non ho mai mentito a te. Perché gli avevi detto quella cosa? Perché sapevo che sarebbe tornato. Sapevo che avrebbe ucciso ancora. E l'ho fatto. Ma chi cazzo ha ucciso? La sora, la mamma, che ha ucciso? Poi lui ha detto a te quella bugia. Ma perché dirla? Ovviamente, perché mai ci sta a passare a me? Questa è la parte divertente, Chloe. Meno male, rimane poco, ci ha buffato poco la palla. E quello è il trucco. Quale trucco? Un rimmello, un russetto, no, non è che. Tu hai detto che non sono altro che una follia. Beh, ho trovato il modo migliore per esserlo. Il modo migliore per impedire a un umano di vedere quello che non vuoi che veda e di fargli credere che sia lui a controllare te. No, Chloe, no. Sì, non hai mai avuto il controllo. Non è giusto. Giusto e vero non sono la stessa cosa. Ma a che scopo? Perché tu vuoi che io stia qui? Cioè, perché? Perché così non andrò da mio padre? Perché così non correrò nel seminterrato per vederlo mentre viene ucciso? No, quello sarebbe stato divertente. Animo lo strunzo. La ragione sciocca ragazza per cui voglio che tu mi guardi è per distogliere la tua attenzione dal rapitore che sta strisciando dietro di te. Oh, basta, no, basta. Beh, è venuto a frittare da spinato sale, poi assaggiare. L'assassino è rubato al finale. Cacci sa sora, la mamma, la moglie, che cazzo ha combinato l'osservatore, poi mi stava intrattenendo mentre un rapitore stava a culo a me, stava strisciando la rete a me. Che brutto finale però, io spazzimmo. Questo video termina qui ragazzi, questo è il finale di questo video, molto sconvolgente e sconvolgitoso. Ma aspettavo una cosa del genere perché è brutto assai. Oggi per questo video ci facciamo arrivare a 5.000 mi piace. E faccio buttare una spaccimmi storia, faccio fatto cagare sotto pure a buio, insieme a me. Mi raccomando, giù, conto su di voi.
E prossimamente vedrete dei video fuori da normale che non ha fatto mai nessuno e fa solo Carolina e fa. Avete capito? Sempre dei video horror, però molto diversi, molto particolari. Quindi voglio, se 5.000 mi piace mi merita, mettete 5.000 mi piace e vi faccio divertire la prossima volta, vi faccio cagare sotto malamente. E vi dico già che non è un gioco, non è una storia, non è a casa abbandonata, voglio è un'altra cosa che vi farà cagare sotto. Di paura. Ciao, alla prossima.